Allora, si chiamava Gianpietro Procopi, il commercialista che si è tolto la vita a Bassano del Grappa, era considerato un professionista serio, molto preciso, molto scrupoloso. Un'ipotesi che si può fare in queste situazioni è che sia finito vittima di un ingranaggio, che si sia trovato in mezzo ad un meccanismo che lo ha stritolato, che abbia scoperto qualcosa, come è successo a Giorgio Ambrosoli. Questa è una delle tante ipotesi che si fanno in un momento in cui non ci sono prove, non abbiamo elementi, ma insomma quello che è successo in Italia nel mondo delle banche ci può fare supporre certe piste, seguire certe piste. Allora, Iuri De Luca, e poi chiudiamo il giro delle banche e andiamo sul terrorismo. La strage di Monaco di Baviera, davvero un'altra vicenda drammatica, tragica, e altro sangue di innocenti versato dal terrorismo. Prego De Luca, torniamo però al Veneto, a questi 210.000 risparmiatori che adesso sono scesi in piazza. Può darsi che sia l'inizio di una rivolta, c'è chi dice assaltiamo i palazzi romani, ma insomma, come si diceva qui, poi in questo caso le responsabilità sono dei vertici veneti di queste banche. Sì, io credo che qui ci sia un fatto fondamentale. Qui qualcuno ha espropriato del denaro a qualcun altro e questo a casa mia si chiama furto. Detto questo, si chiama furto, è fatto da un istituto bancario, istituto proprio perché dovrebbe rispecchiare un po' le istituzioni nelle quali navigano. E quindi secondo me il sistema bancario italiano, veneto in questo caso, ma fa parte chiaramente del sistema bancario sorvegliato benissimo dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che sono degli apparati tra l'altro che dovrebbero prevenire queste questioni, altrimenti non avrebbero senso, non dovrebbero esistere. Quindi questo qua rispecchia chiaramente un disegno chiaro che si chiama Italia, che si chiama Sistema Italia, e non possiamo essere stupiti di questa situazione. Il problema grave è che sono stati tolti dei soldi dalle tasche dei cittadini veneti e delle aziende, delle piccole imprese, medie, piccole imprese venete. Il sistema veneto è un sistema particolare nella penisola italiana, è un po' a sé stante perché al 96% di piccole e medie imprese il tessuto sociale è creato da questo, e quando noi parliamo dei 10 miliardi più di altri 10, ma non possiamo stimare il danno profondo che dà il territorio al tessuto sociale veneto questa cosa qui, perché in gioco non sono solo i soldi, e scusatemi se ho detto solo perché è un problema fondamentale e impensabile fino a poco tempo fa, ma si sta parlando di perdita di un valore che è la fiducia. Se i veneti, ma non solo, i cittadini perdono la fiducia nel sistema bancario, e non solo nel sistema bancario, nel sistema delle istituzioni italiane, qui succede davvero un bel po' di confusione, no? Pensare tra l'altro che chi risolve questa situazione sia chi l'ha creata è davvero assurdità. Quindi parlo ai veneti perché è lì che voglio arrivare e voglio comunicare quello che penso. Non possiamo aspettare chi ha creato questa situazione qua per risolverla. Dobbiamo assolutamente, e c'è stata una prova generale mercoledì a Treviso, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo far noi i nostri interessi e difendere i nostri interessi, difendere quello che abbiamo creato. È chiaro che il Veneto con dei soldi totalmente bianchi fa gola ai grandi speculatori, alla finanza internazionale, ma non solo, chiaramente ai sistemi mafiosi. Probabilmente ci sarà anche questo, dico probabilmente perché non si sanno i fatti, però è un chiaro risvolto del sistema Italia in Veneto. Non mi stupisce il fatto che il sistema dirigenziale veneto, siamo anche noi uomini, siamo anche noi delle persone, e il sistema come è stato fatto non può essere risolto dalla sola onestà. Chi pensa
che con solo l'onestà possiamo risolvere questa situazione, stiamo parlando di banche, ma si allarga tutto il sistema Italia, noi stiamo sbagliando tutto. Qui ci vuole molto di più, qui bisogna cambiare questo sistema e in Veneto si può tradurre solo in un modo, lo sappiamo tutti, spero che sempre più veneti capiscano e si informino su questa via, è la democrazia diretta, che quindi toglie l'attenzione dalla vera crisi, no? È la crisi della rappresentatività. Cioè io eleggo delle persone che mi rappresentino. Questa qua è una crisi totale. Bisogna togliere questo problema della rappresentatività, andare sulla democrazia diretta e prima di tutto in Veneto bisogna che diventi uno Stato indipendente. I Mazzolini devono togliere tutti i beni, anche quelli donati ai parenti, e poi messo a lavorare finché ripaga le persone, non in galera mantenuto. Yuri De Luca, Donald Trump, proprio nel giorno in cui ha accettato la nomination, ha fatto un discorso e ha detto, tra le altre cose, costruirò un muro sulla frontiera del Messico, dopo aver detto qualche giorno prima addirittura che avrebbe avviato un'operazione per deportare 11 milioni di clandestini che sono attualmente negli Stati Uniti, no? Allora, le do questo spunto. Sì. Allora, di fatto siamo in presenza, si è sentito stasera, di una guerra. È una guerra particolare, è una guerra che è fatta probabilmente anche dal vicino di casa, quindi c'è qualcosa che è inedito, che non è ancora stato vissuto prima di noi, è la prima generazione nella quale succedono queste cose, quindi è anche molto difficile determinare una soluzione a questa casistica, questa situazione, questa realtà. Di fatto c'è un problema fondamentale, anzi magari ce ne fosse uno, ma l'unica garanzia che c'è all'interno di questa situazione che abbiamo noi in Veneto, ma è tutta Italia perché alla fine è tutta Europa soprattutto, è che siamo i primi a non far rispettare le leggi che ci sono, perché se guardiamo i fatti, e a me piace guardare i fatti, le leggi ci sono, basterebbe farle rispettare, no? Quindi il basterebbe farle rispettare suona un po' male, perché sembra una cosa semplice, in realtà è molto difficile. Il fatto è che all'interno di questi stati ottocenteschi e burocrati, la prima cosa che viene meno è far rispettare le cose, proprio per la difficoltà di affrontarle, ecco. Io sto affrontando il problema un po' generalizzando il discorso, quindi ci sono delle criticità chiaramente su quello che dico, però se ci ragioniamo ognuno con la propria testa le troviamo le criticità. Se un diritto fondamentale di un cittadino in una democrazia è la sicurezza, il primo valore, la prima questione da affrontare è la sicurezza, non possiamo permettere alle nostre forze dell'ordine di essere insicuri. Perché? Perché non sanno cosa fare, anche se si trovano la criticità, la problematica di fronte, non sanno effettivamente cosa e fino a dove si possono spingere. Quindi il problema fondamentale è che siamo totalmente impreparati, non solo dalle problematiche che arrivano dall'esterno dei nostri stati, ma anche e soprattutto da quello che c'è già, dalla situazione attuale. Quando noi analizziamo la situazione attuale e pensiamo che all'interno della società che abbiamo attorno c'è già la problematica del lupo solitario, lo chiamano adesso, comunque di possibili terroristi, sì. E non capiamo bene dove andare a sbattere la testa, dove affrontare, dove cercare la soluzione. Quindi è un problema che viene da prima, ok? Che adesso affrontarlo
siccome siamo impreparati in tutto e soprattutto, mi riallaccio all'inizio del discorso, con la certezza della pena, col far rispettare le leggi che ci sono già, è chiaro che siamo disarmati e inermi a quello che sta succedendo e accade tutti i giorni. Questo è un qualcosa che non possiamo mandare giù, dobbiamo anzi essere noi a capire dove si possono spingere le istituzioni e dove dobbiamo anche fare il nostro, dove dobbiamo sentirci parte di questa istituzione, perché non bastano più. Non basta più la sicurezza imposta dall'alto, ma siamo noi che dobbiamo dettare anche i tempi a chi ci difende, dove arrivare, cosa difendere. Siamo qui, siamo i cittadini e dobbiamo salvarci in qualche modo.